Mentalità è il mio nuovo e primo album ufficiale. Sono super felice di poterlo presentare a tutti quanti perché c'è stato un super processo per la lavorazione di questo mio disco e sono super entusiasta del lavoro che abbiamo svolto e di come è uscito tutto il progetto. Il termine mentalità per me racchiude tutto e niente, perché con questo termine, a questo termine associo un insieme di valori, un insieme di significati, perché per me la mentalità appunto è l'insieme dei valori legati alla famiglia, ai rapporti interpersonali, all'amicizia, ma pure al percorso vero e proprio di una persona nel tempo. Aspetta un attimo, Alessio Courier. Pronto? Ciao. Trovi, sì, basta che bussi il citofono, ok? Stanno registrando. Ok, ciao. In questo disco ho voluto sperimentare cose nuove, cose mai fatte. Mi sono tenuto in altre tracce invece sullo stile che ho sempre adottato negli ultimi anni nei vari singoli. Per me questo album è molto importante perché esce dopo un bel po' di tempo dal mio debutto in musica, perché essendo il mio primo album sono super carico ed emozionato. L'album si divide in due parti, c'è una parte che è quella che ho sempre proposto al mio pubblico, ovvero quella della musica tra virgolette un pochettino più pop. Però in questo disco passiamo davvero dal pop con sonorità fresche, quelle che abbiamo sempre adottato, all'house music, all'EDM, all'hip hop, alla trap, quindi davvero è un crossover di generi di musica. Il centro di questo mio disco è sempre la super napoletanità di essere uno scugnizzo in eterno. In questo album mi sono affidato alle produzioni due persone che stimo in modo particolare. C'è il mio fratello da sempre che è Mimmo Sarti, col quale ho sempre lavorato davvero sin da piccolo. Io e Mimmo abbiamo un'alchimia magica in studio perché abbiamo sempre fatto tutto insieme. Quindi dalle mie proprio prime uscite fino ai pezzi che comunque mi hanno portato dei grandi risultati appunto nel mio percorso artistico. Bema in studio, al di là che è molto esigente, lavoriamo da anni assieme, però è una persona che non mi stanca mai, viene sempre, è molto intrigante. Progetto di vita, di musica dell'artista, dove lui ha dato realmente tutto di sé. Dai suoni, dalle scelte delle canzoni, scambiato, questa sì, questa no. Perciò ha un tempo, una protesta musicale, perché i sacrifici dell'artista ne sono tanti, che abbiamo fatto in studio, forse perciò ammiro l'artista in questione, perché è una persona che si cura tutto, si cura dai testi, dalle scelte dei suoni, da tutto, lo viviamo il disco, lo viviamo assieme, tutto quello che facciamo è una scelta. Questo disco ha due facce, ha una faccia musicale, quella che abbiamo sempre proposto, e l'altra parte, che andrete a scoprire, è una parte più urbana, una parte più hip hop, dove siamo tornati più indietro con i pezzi tipo Rosa Nera, Mamank, pezzi che per noi hanno un significato molto grande. Diciamo che è stata la nostra consacrazione. Voglio precisare che sarà un disco svariato di BPM, a bei numeri, un progetto realmente tutto da ascoltare. Il disco finito, in fase missaggi, mastering, chiuso, mando un altro pezzo, dove da programmare, però la data dell'uscita è sempre quella, come bisogna lavorare con me. La cosa purtroppo che ha alle poppate come i bambini, la mangia sempre. Cosa augurare per questo disco? Quello che merita, tutto qua, perché merita, è tutto un progetto. Mentalità. Invece con Mario Nasti in studio ho portato la parte di Bema musicale che voglio sperimentare, è un suono molto più elettronico, è un suono che si avvicina appunto all'house music, quindi all'EDM, un po' di deep house, però tutto questo restando sempre concentrati sulla nostra base, che comunque è la musica partenopea napoletana. Oppure su un pezzo super techno, noi comunque abbiamo portato la melodia e quello che piace a me, ovvero Napoli, quello che piace a tutti quanti noi. A lavorare con Bema a questo progetto è stata una nuova esperienza anche per me, perché io comunque come produttore contemplo l'urban da sempre, sono nato
con il genere urban. Quello che mi piace di questo progetto, come di altri progetti che abbiamo fatto insieme in passato, è stato molto sperimentare, fondere generi, fondere l'urban, fondere l'house music, che è un genere che mi piace. Lui mi ha messo in condizione di poterlo contemplare, di poterlo sperimentare in questo disco come nei singoli brani, per portare poi un progetto che è in linea discograficamente parlando. Credo che sia un progetto che ha dei sound che a Napoli e anche in Italia, se mi posso permettere di esagerare, è un sound che veramente non è ancora presente. Io credo che l'abbiamo portato noi. Uno dei brani su cui credo di aver dato tanto è Stupida Avventura. Mi è piaciuto lavorarci come producer, come anche un artista. Quando un brano ti prende e ti piace, dai il meglio di te stesso. Ed è un brano fresco che veramente mi piace ascoltarlo, mi piace veramente immaginare anche cose nuove, perché purtroppo un gap di ogni producer è chiudere un brano e poi ascoltarlo finito e immaginare altre cose. C'è Mercedes, che è uno di quelli che piace di più a Bema, che è un brano veramente scorrevole, dove lì abbiamo prediletto l'house music veramente come primo genere del brano, dove credo di aver miscelato tanto molte sonorità, canto popolare, house music e sì, non ci stai tu. Credo che abbiamo fatto veramente una hit clamorosa. È un brano super scorrevole e dà quella sensazione che deve dare un brano, cioè che quando finisce vuoi risentirlo da capo. Credo che sia un capolavoro quel pezzo. Abbiamo passato tanto tempo insieme, anche perché con Bema si crea un'alchimia, siamo classe 99 entrambi. Abbiamo stesse abitudini, abbiamo comunque una sinergia nel lavoro, ma come nella vita, perché siamo comunque molto amici, ci troviamo molto a stare insieme, a lavorare insieme. Io credo che mentalità sia proprio quello che ci ha resi invincibili su questo disco. Sono fermo nel dire che questo disco sia la new wave della musica napoletana. Ci auguriamo e speriamo che sia lo stesso per voi, ma posso dire che ne siamo quasi convinti che vi piacerà tanto. Mentalità, un nuovo progetto di Bema. L'album Mentalità contiene 10 tracce, è stata un'odissea a scegliere le canzoni perché ne ho altre 110 in archivio. Sono legato davvero a tutte le tracce, partendo dall'intro, che è un pezzo molto introspettivo. Ho lasciato proprio che la penna viaggiasse sul foglio da sola. È una traccia che dura 2 minuti, nella quale io spiego davvero il mio percorso e mi rifletto davvero nello specchio del me di oggi. Spiego la mia situazione attuale e il conflitto che ho col mondo esterno, tra virgolette. Un altro pezzo al quale sono molto legato, che è un pezzo che si chiama Se non ci stai tu. È un pezzo di Pause prodotto da Mario Nasti, forse la classica dedica d'amore tra due innamorati quando si lasciano e se non ci stai tu io non vivo più. Poi c'è un altro pezzo che si chiama Stai ingazzato con me, è proprio la classica storia, e l'amata ci visualizza ma non ci risponde su WhatsApp, o meglio ci blocca ancora. È un pezzo molto chill rispetto a tutto il disco, perché il disco comunque ha un'importanza di BPM abbastanza elevata, perché sono tutti pezzi super ballabili. È un pezzo un po' più lento che si allontana un pochettino dalle vibes del resto del disco. Poi c'è Mercedes forse è il mio pezzo preferito del disco, non so, ma proprio per le vibes che mi trasmette dal primo giorno che l'ho scritta. È un pezzo che ho sempre amato dal primo momento e non vedo l'ora di cantare live, perché sono sicuro che salteremo tutti quanti. Poi c'è Mentalità è la title track del disco, la canzone che dà il titolo a questo album. Mentalità è un pezzo rap, è un pezzo hip hop, è un pezzo crudo, è pure un mezzo dissing forse, ma non con qualcuno in particolare. Dopo un po' ti ritrovi delle persone intorno che stanno con te solo per secondi fini. Questo pezzo è proprio il riflesso col rapporto che io ho con la musica e col mio lavoro, quindi è tutta questione mentalità, bro. Poi ci sta Bambulel, che è un pezzo, è l'ultimo che ho scritto per chiudere l'album, perché eravamo a 9 tracce scelte e per me è stata una super giocata, perché è un pezzo che descrive proprio lo status symbol della classica ragazza napoletana verace di quartiere. Quindi Bambulello pure è un pezzo che amo e adoro in modo particolare. I featuring si sono sempre rivelati super importanti, e a questo giro però sono 4 artisti con cui non ho mai collaborato in precedenza. Partiamo da uno dei feat che ho sempre desiderato di fare, che è quello con Tony Colombo. Ho ripreso un suo successo stratosferico che è Sotto e Stella, e insieme abbiamo fatto una nuova versione. L'abbiamo fatto diventare da un pezzo super romantico e felice a un pezzo un po' malinconico.
Sono super felice davvero di questa collaborazione, sono un super fan di Tony, quindi parto da questo. E ad oggi collaborare con lui in un brano che per me è bello, per una storia che comunque è stata vissuta in prima persona, è ancora tutto più magico. Com'è bello sotto le stelle, sento un ritmo coppa bello, stiamo già facendo amore, state tengo in tuo cuore. Un altro feat che c'è nel mio disco è quello con Ida Rendano, nel pezzo Basta Così, e anche in questo caso abbiamo remixato un suo successo storico dalla storia originale in cui parlava solo lei in prima persona di questo amore purtroppo finito. Mi sono inserito io e quindi sono io, tra virgolette, il cattivo della situazione, ma sono stato davvero super onorato di poter fare questo pezzo appunto in collaborazione con Ida. Questo è il suo primo progetto musicale, sono felice per lui, il sogno di tutti gli artisti. Lui è giovanissimo, ha già un grandissimo seguito, l'ho conosciuto che aveva 18 anni, sono venuto a cantare ai 18 anni suoi e papà mi diceva: lo sai che lui ama cantare, vuole fare l'artista eccetera? Chissà un giorno lui vorrebbe cantare con te. È arrivato quel giorno, mi auguro di portargli fortuna, perché ho portato fortuna a parecchi artisti, non faccio i nomi perché oggi parliamo di Bema, di Mario. Il consiglio che gli do è di divertirsi sempre, farlo con grande rispetto per la musica napoletana, perché il rispetto è la prima cosa, ed essere sempre leggero, guardare sempre con occhi curiosi questa musica bellissima e maledetta che comunque ci entra nel sangue e non ci lascia più. Per il disco è tutta questione di mentalità. Essere in studio lì con Sergio è una cosa davvero per me molto grande, è una cosa che mi gratifica davvero un sacco. Sono felice perché quando ho fatto ascoltare loro questa mia idea si sono entusiasmati forse anche più di me. Questo per me è davvero un altro grande traguardo, un altro tassello che aggiungo al mio percorso artistico e musicale. Eh sì, è vero, è una questione di mentalità. È stato un piacere enorme avere la possibilità di collaborare a questo progetto. Seguo Bema da un po' di anni, devo dire la verità, conosco un po' di cose e ne ho sempre riconosciuto una certa originalità. Mi fa piacere che siamo riusciti a mettere insieme questo grande successo di Ida Rendano. Metterlo insieme è stato un po' complesso perché, come tutti immaginano, prendere una bella canzone degli anni passati e fare un refresh per riportarla a quelli che sono i nostri tempi, quelli di oggi, e soprattutto poi pensando tutta la liturgia dei social, insomma è stato un bel lavoro. Auguri a Bema, auguri a Ida. Basta così. Poi arriva un'altra grande collaborazione che è con un mio grande amico al di là del mondo musicale, perché io vedo in stessa capo, ogni tanto pure Bianca, sa fa chissà così. E lui è Ciro Renna. Insieme abbiamo meshappato, adesso con la licenza poetica di usare questo termine, abbiamo unito due pezzi, uno è Stupida Avventura dello storico Nino D'Angelo, un altro è Candela, e se Candela sono una camera. Abbiamo unito queste due canzoni e secondo me è uscita una super hit, Stupida Avventura con Ciro Renna. Posso dire la verità proprio? Sicuro. La collaborazione con Bema è nata in una notte qualunque. Stavamo mangiando dei cornetti caldi, all'improvviso partì un pezzo di Nino, Stupida Avventura, bellissimo. Bema, stendiamo un provino e vediamo che succede. Quando noi cantanti più melodici, come me e qualche mio collega, facciamo un brano magari con un artista come Bema, andiamo un po' in difficoltà. Però, se devo dire la verità, mi sono trovato a mio agio, perché ognuno ha cantato come nel modo migliore. Io sono stato carnale e lui è stato proprio lui. Io non vedo l'ora di farvi ascoltare questo grande brano, Stupida Avventura, che sicuramente per il momento è nei nostri cuori, ma arriva al cuore di tutti. Ci viviamo 24 ore su 24, se non ci vediamo ci sentiamo tutti i giorni, quindi un ragazzo veramente molto umile. Agarrate pure il titolo del disco, perché c'è una parola che ci accomuna tutti e due, mentalità, perché noi lavoriamo con la testa, è tutta una questione di mentalità. E poi c'è un'altra grande collaborazione in questo disco, Mentalità. È un pezzo che si intitola Chissà, che ho fatto con la mia grande amica Paola Pezzone. Questo è un pezzo che si differenzia dal resto del disco perché, ecco, tutto il disco è molto più elettronico, tutto il disco ha comunque sonorità, come ho detto prima, che tendono al pop, che tendono... Invece questo pezzo, pur essendo molto urban, è una melodia proprio di quelle sofferenti. A parte il fatto che la voce di Paola mi ha sempre emozionato, ma questo giro mi emoziona ancora di più perché ce l'ho sulla traccia con me nel mio disco. È un pezzo davvero molto bello. Mi arriva una videochiamata da Luca Barbato e
mi manda questo pezzo poi in chat su WhatsApp. Da quando l'ho ascoltato ci ho creduto fin da subito, c'aveva qualcosa di magico, producendolo, cantandolo. Ci avevamo ragione, perché è un pezzo che racconta un sentimento che forse oggi, al giorno d'oggi, si vive molto spesso. Alla fine di questo pezzo decidiamo di metterlo da parte e di vivere questo grande amore. Tra l'altro sono contenta di collaborare con Mario, perché è un bravo cantante, è un bravo scrittore, mi piace tanto come scrive, e per la prima volta finalmente mi sono ritrovata anche io a cantare con Bema. Speriamo che vi piaccia questo pezzo, non vediamo l'ora di farvelo ascoltare. Noi ci abbiamo messo il nostro, speriamo che poi ci darete ragione, e alla fine è tutta una questione di mentalità. Un bacio, ciao! Il beat di questa canzone è stato fatto da Luca Barbato, il testo di questa canzone l'ho scritto con Luca, con il maestro Vincenzo D'Agostino. Sono felice perché, ecco, questo è un altro ricordo che io porterò per sempre custodito dentro di me. Chissà è il titolo di questa bellissima melodia, l'unica melodia del disco di Bema. Questa melodia è nata a quattro mani con Bema, che aveva già gran parte del pezzo. Io l'ho ascoltato e ho detto: Bema, secondo me sta canzone la devi cantare con Paola Pezzone. È la prima volta che collaboro con Mario in arte Bema e è nato un feeling bellissimo, perché lui è veramente un grande professionista, un bravissimo paroliere, amo la sua musica. Ho sposato questo progetto a 360 gradi perché, come ho detto prima, Bema mi piace tanto, e ho curato gli arrangiamenti di questo brano, portando un po' questo mood, una contaminazione con il pop napoletano e il suo genere. C'ha quella marcia in più, come tutti i napoletani, ma Bema c'ha quel poco in più rispetto agli altri. È nata questa canzone, chissà, parla di questo amore, di questo orgoglio di questi due ragazzi che per orgoglio non si dicono ancora ti amo, per orgoglio non fanno pace. La contaminazione tra Paola e Bema è un cocktail d'amore. Ho detto: beh, ma sta canzone per me può fare successo. Ci ho messo le mani sopra io, D'Agostino abbiamo fatto accarezzare un po' con le sue parole e abbiamo creato questa fusione. Perché io credo sempre che dietro ad una canzone, dietro ad un successo, c'è sempre una grande squadra, e credo che Bema quest'anno ha una grande squadra. Auguro a Bema il doppio di quello che auguro a me stesso, perché merita, e alla fine, raga, è solo una questione di mentalità. Allora, siamo qui per parlare di una rivelazione della New Wave napoletana, il mio amico Bema. Bema, non trascuratelo anche come autore, come musicista, che è bravissimo, ha delle idee belle, molto fresche, e ho avuto il piacere di collaborare nell'ultimo brano che abbiamo fatto. Lui ha chiesto la mia collaborazione e abbiamo scritto un pezzo che si chiama Chissà, che poi è un duetto con Paola Pezzone, che uscirà al più presto. Voglio solamente augurargli il meglio della vita, perché innanzitutto è una bravissima persona, un ragazzo molto educato ed è un grande professionista. Ti voglio bene, Bema. Ciao, un bacio da tuo fratello Vincenzo D'Agostino. Ovviamente il mio in bocca al lupo non è solo per la canzone che hai fatto insieme a me, ma per tutto il tuo album, che ha pure un titolo intrigante: Mentalità. In bocca al lupo. Ciao Bema. Ovviamente a tutto questo mega lavoro che gira intorno a questo album, a questo mio primo album, un ringraziamento doveroso va per il super supporto, soprattutto va per la mia produzione, che è Giorgio Mascitelli, la MG Production, perché mi ha sempre sostenuto dal primo giorno in questo mio lungo percorso. Io spero che con questo album posso ripagarlo in qualche modo. Mi trovo qui a parlare di Bema. Mi sento davvero fortunato, perché per me lui non è solo un cantante, è diverso da tutti, è tutto, è un innovatore della musica napoletana. La sua musica è una vera e propria innovazione, perché unisce la musica napoletana ai nuovi sound, ai nuovi suoni, unico nel suo genere. Non solo nella musica, ma anche nel rapporto umano che io ho con lui. Vedo una vera e propria grinta, forza, ma soprattutto passione nella musica, e questo mi rende davvero felice. Il suo nuovo lavoro discografico per me sarà una vera e propria conferma che lui si merita dopo 2 anni di gavetta, quindi per me questo disco sarà il vero punto di svolta della sua carriera. Sono molto soddisfatto del lavoro fatto di squadra. Questa è una squadra fortissima, composta da me, Lino, Gianluca, Bema,
E con questo voglio dire mentalità, una squadra forte e unita sempre. Mi squilla il telefono e mi chiama mio fratello Giorgio e mi disse: vuoi seguire l'artista Bema? E da parte mia è stato subito sì. Anch'io ho vissuto questo progetto a 360 gradi e vi posso assicurare una cosa, voglio, che è solo questione mentalità. Ovviamente al di là del lavoro in studio, al di là della fase di scrittura, ecco, di arrangiamenti, missaggio eccetera eccetera, un'altra persona che ho avuto super vicino come supporto è Gianluca Allotta, che ha curato tutta la parte inerente alla comunicazione, quindi alle grafiche del progetto, a tutto. Il lavoro di Gianluca con me si ferma ad un certo punto, perché davvero non è più un lavoro, perché davvero anche lui diciamo è una persona che comunque mi sprona, che ama quello che faccio, e quindi questa cosa a me mi fortifica ancora di più, perché in un progetto ci crediamo davvero, quindi finisce il rapporto lavorativo fino a un certo punto, ma si è creata davvero una squadra vera e propria, con la consapevolezza che stiamo facendo quello che più ci piace, quindi stiamo regalando alle persone quello che noi facciamo in modo naturale, però ovviamente con la mano di Gianluca Allotta bene visto tutti un bene. Questo disco è come una bussola, lo vedo come una bussola perché segue la giusta direzione di chi ha un sogno e vuole realizzarlo, proprio come un atleta che si allena con disciplina e determinazione per raggiungere il suo obiettivo. Ecco, anche la musica richiede la giusta mentalità, sacrificio, visione e coraggio di esprimersi senza paura. Questo progetto rappresenta davvero questo, un mindset vincente. Un percorso costruito con dedizione e con tanta passione. Mentalità. Questo è il titolo dato a questo grande progetto di Bema. In questo progetto ho curato tutta la parte foto, videografica, partendo dall'idea della copertina. Quello è stato il primo punto, diciamo, di partenza insieme a Bema, oltre alla gestione dei contenuti, all'uscita, alla programmazione di tutto il progetto, insomma tutto quello che fa parte dell'immagine dell'artista. È stato un lavoro a 360 gradi in cui ho avuto la libertà creativa di esprimermi su ogni dettaglio, su ogni pezzo, su tutto, e questo per me è stato veramente fondamentale. Dopo tanta riflessione il cantante, il team, la produzione hanno deciso di affidarmi completamente questo lavoro nelle mie mani. È una cosa che mi ha reso talmente felice ed orgoglioso, perché credo che ogni professionista deve avere lo spazio per esprimersi al meglio nel proprio campo, e quando viene riconosciuta la tua competenza diventa ancora tutto più stimolante, diventa ancora tutto più bello. Per me Bema non è solo un artista, gli voglio un bene enorme, anche se il mio carattere non lo trasmette, non lo fa capire, ma con nessuno questa cosa. È un ragazzo semplice, umile, con una voglia incredibile di fare semplicemente la musica. Ho lavorato con tanta dedizione a questo progetto e penso che chi ascolterà questo disco potrà sentire tutta la passione e tutta l'energia che ci ha messo. È un artista straordinario con una chiara visione. Ne sono certo che arriverà lontano ed io ne sono tanto orgoglioso di averne fatto parte a questo progetto. Non vedo l'ora di farvi ascoltare e vedere quello che abbiamo creato insieme a Mimmo Sarti, insieme a Mario Nasti, insieme a Luca Barbato, insieme a tutti gli artisti che hanno collaborato, partendo da Tony Colombo, Ciro Rinna, Paola Pezzone, Ida Rendano. È tutto qui. Mentalità. La bussola ti segna la stessa direzione. Mentalità. Il nuovo disco di Bema.